Come abbiamo detto in diretta, il sogno promozione del Barbisano Eclisse si ferma invece quello della Fulgor Trevignano. Qui con me a commentare questa partita finita 4-2 in favore dei locali abbiamo mister Lucio Visentin, buonasera mister. Buonasera a voi. E mister Cristiano Melis, Barbisano Eclisse. Buonasera. Allora mister Visentin, è una partita con 6 gol, voi siete partiti meglio, poi il secondo tempo avete fatto un recupero troppo tardi. Tempo dove voi avete fatto molto bene, avete avuto anche occasioni di andare sul 2-0, poi è arrivato il pareggio, però al secondo tempo non avete trovato più quegli spazi in attacco con il vostro tridente che bene aveva fatto in prima frazione. Sì, il primo tempo aveva fatto bene, però la partita dura 90, non è facile. Ripeto, dopo l'1-1 è stato difficile trovare spazio, magari in testa cali un po', tutto più difficile. Potevamo andare 2-0 il primo tempo, ma se non si Mister Melis, per lei invece soddisfazione, chiaramente passa il primo turno, andrà a affrontare il Fontanelle, oggi è una partita cominciata male però finita molto bene. Sì, sicuramente è cominciata male, 30 secondi eravamo già in svantaggio, non è merito però ai ragazzi che nel giro di un quarto d'ora siamo riusciti a riorganizzarci e secondo me abbiamo fatto bene, dopo abbiamo visto Visentin, trovato il gol del pareggio, abbiamo preso quella carica giusta e il secondo tempo siamo stati proprio determinati e secondo me alla fine il risultato è giusto. Peccato che abbiamo preso 2 gol veramente regalati, però questo ci deve far crescere, se andiamo a giocare a Fontanelle contro una squadra importante, comunque godiamoci oggi che secondo me abbiamo fatto una buona partita. Buoni segnali, un fattore positivo di oggi anche le 2 doppiette, Gonzalo Luque e Modanese, per lei anche, abbiamo detto anche in sede di diretta, ha azzeccato il cambio di Gonzalo Luque, è un buon segnale anche per chi parte dalla panchina entrare e andare assieme. Certo, per il Barbisano giocare ai playoff deve essere motivo di soddisfazione per tutti, per la società, per tutti i giocatori, per me. Sicuramente ho detto ai ragazzi di sentirsi partecipi, devono... Sì, prego Lucio. Sì, dico, deve essere motivo di soddisfazione già essere qui a giocarci i playoff, devono sentirci tutti partecipi e il motivo è Gonzalo poi è un ragazzo di esperienza, è entrato col piglio giusto e ci ha dato una grossissima mano. Modanese non è una novità, il 15° gol sto anno che fa, quindi benissimo, andiamo avanti. Visentin, una ultima domanda per lei, un quarto posto a fine stagione rientra negli obiettivi prefissati dalla società, è soddisfatto di questa stagione? Allora, l'obiettivo della società era la salvezza il prima possibile, poi ci siamo trovati là, i ragazzi sono stati bravissimi, ce ne siamo giocata oggi, però era normale, però l'obiettivo principale era la salvezza, quindi siamo arrivati quarti, eravamo qua, ci sembrava di è andata là, però insomma l'obiettivo della salvezza è stato. Ebbene, grazie, prego.
Sì, l'ultima domanda anche per Cristiano Melis. Il campionato, ricordiamo, il Trevignano aveva vinto qui 3-2, poi un pareggio in quel di Trevignano. È un successo importante, serve ora per lei la rivincita contro la squadra di Mazza. Sì, rivincita. Oggi era importante far bene, era proprio importante partire col piede giusto, secondo me l'abbiamo fatto. Adesso come sempre prepariamo bene la partita con Fontanelli, una signora squadra, vediamo come saremo bravi ad affrontare la partita, che sicuramente è difficile, però io sono sempre molto fiducioso sui miei ragazzi, oggi sono veramente contento di aver dato dimostrazione di maturità e sono sempre positivo. Dobbiamo andarci a giocare una partita importante, però secondo me siamo pronti. Bene, ringrazio i due mister Melis e Vicentini. Io ribadisco il risultato qui al Don Battista. Barbizano Eclisse batte Fulgor Trevignano 4-2, doppietta di Modanese e Gonzalo Luque. Per il Trevignano Agnoletto e Alessandro Favotto. Un ringraziamento a Sergio Antoniazzi per il commento tecnico di oggi e a voi studio.